Buongiorno a tutti, io sono Susanna, sono una libraia per bambini e ragazzi e lavoro nella libreria Galla Libraccio in centro a Vicenza. Intanto vorrei ringraziare Pino per avermi coinvolta in questa iniziativa insieme alla Fondazione AIDA per raccontarvi un classico ma non troppo e tenerci insomma un po' di compagnia in questa quarantena, in questo strano periodo. Il libro che ho scelto è un libro che è stato, mh, penso, uno dei libri preferiti di quando ero piccola, se non il preferito per eccellenza. È un libro scritto da Astrid Lindgren, che è la mamma di Pippi Calzelunghe. Il libro in questione è Martina di Poggio di Giugno. Qui lo vedete in una bellissima edizione degli anni 90 della collana I Superistrici, che purtroppo la Salani non fa più, però insomma è un libro che si trova tranquillamente ancora nelle librerie. E, appunto, questo libro racconta le avventure di Martina e di sua sorella Lisa. Sono due bambine estremamente attuali, perché come tutti i bambini nati dalla penna di Astrid Lindgren, stiamo parlando di bambini forti, autonomi, indipendenti, intraprendenti, quindi sì, estremamente moderni e attuali, soprattutto se si pensa al periodo in cui sono stati scritti. Questo libro nello specifico è ambientato in una Svezia rurale di inizio Novecento e appunto racconta le avventure e disavventure di queste due bambine, Martina che una ne pensa e 100 ne fa, e sua sorella Lisa che è la sua sorellina minore, che è una degna spalla. Come dice Astrid quando ce la descrive, dice che Lisa era tutta tenera, liscia e bella, ma aveva dei dentini aguzzi con i quali cercava di mordere il più forte possibile le guance di Martina, quindi sono decisamente due belle peperine. E ve ne leggo un pezzettino iniziale, anche se non sarò brava come Pino che mi ha preceduta, però insomma mi perdonerete. Allora. Martina abitava nei dintorni di una piccola città svedese, in una grande casa rossa presso il fiume. Abitava in quella casa con la mamma, il papà, la sorellina Elisabeth, Sasso il barboncino nero e Gosan il gatto. E con Alva. Martina ed Elisabeth stavano nella stanza dei giochi, Alva nella camera di servizio, Sasso dentro un cesto nell'ingresso e Gosan davanti al camino della cucina. La mamma invece aveva a disposizione tutta la casa e anche il papà. Quando però non era in ufficio al giornale e scriveva per dare qualcosa da leggere alla gente della città. Il vero nome di Martina era Marta, ma da piccola tutti la chiamavano Martina e anche se ormai era grande, aveva quasi 7 anni, continuavano a chiamarla così. Ma diventava Marta quando combinava qualche grosso guaio e meritava di prenderle. Succedeva spesso. Elisabeth invece veniva chiamata Lisa ed era sgridata molto raramente. Già, Martina ne pensava una di fila all'altra senza riflettere mai prima, soltanto dopo. E dopo ci rimaneva male e diventava triste. Desiderava tanto essere buona e obbediente ed era proprio un peccato che a volte non ci riuscisse. Ecco, quindi questo è il mio classico ma non troppo, un libro che appunto ho amato tantissimo da piccola e che amo tantissimo adesso che sono un po' più grandicella. E, ve lo consiglio ai vostri bambini e lo consiglio anche ai grandi se hanno voglia di fare un salto nell'infanzia. Ecco, vi auguro una buona continuazione e una buona giornata. Ciao!